Questa trasmissione è offerta da Ristorante al Vecchio Skilift. Benvenuti a Telefriuli, benvenuti al punto, benvenuto al sindaco riconfermatissimo di Tarvisio, Renzo Zanette. Ciao sindaco. Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti i telespettatori di Telefriuli. Bene, allora mi pare che la vittoria è stata chiara, è stata una vittoria importante e quindi si continua questo progetto che Renzo Zanette e i suoi hanno iniziato ancora 5 anni fa. Quindi insomma un ringraziamento particolare a qualcuno oppure oltre ai cittadini, alla giunta che ha lavorato con te insomma? Io innanzitutto devo ringraziare tutti i cittadini per la fiducia che mi hanno voluto riconoscere in questa elezioni comunali. Devo dire veramente una grande soddisfazione, un grande successo, il riconoscimento di un grandissimo lavoro che abbiamo fatto negli ultimi 5 anni che ci hanno visto anche in grande difficoltà per l'emergenza sanitaria. Bene, allora sindaco, abbiamo parlato un momentino dei ringraziamenti eccetera, però c'è anche un programma che sta andando avanti, no? E qual è il programma dei prossimi 5 anni, oltre alle cose che dovrai finire eccetera, no? Mi pare anche qualcosa di sostanzioso, almeno in campagna elettorale questo è apparso. Ma allora, durante l'emergenza sanitaria, durante la scorsa amministrazione, abbiamo raggiunto obiettivi strategici importanti mai realizzati nei mandati precedenti. In questo momento come amministrazione comunale, come nuova amministrazione, vogliamo portare avanti e completare questi molteplici progetti che sono sia in fase di realizzazione ma che sono anche in fase di cantiere. Quindi siamo pronti per ripartire, per portare avanti tutto quello che abbiamo già costruito nello scorso mandato. Ma comunque continuerete a dare impulso anche al turismo e alla zona, no? Perché ne ha bisogno, insomma, Ma le nostre priorità sono l'economia e il lavoro. Abbiamo nel nostro programma innanzitutto lo sviluppo turistico, dove abbiamo già stanziato 4 milioni di euro per valorizzare e potenziare le infrastrutture turistiche tipo i laghi di Fusine e l'area del Monte Lussari. Abbiamo anche dei progetti di valorizzazione delle infrastrutture turistiche al lago di Raibil e della sentieristica di Fondovalle, il trekking Cughi, che da diverso tempo purtroppo è abbandonato. Oltre a questo abbiamo anche chiaramente delle iniziative rivolte alla valorizzazione di alcune aree dismesse, in particolare l'autoporto di Cocao, dove vogliamo costruire e realizzare un'area artigianale industriale. Abbiamo già fatto un accordo con Carni Industrial Park di Tolmezzo e con l'associazione Confartigianato Udine proprio per progettare un intervento di rigenerazione e valorizzazione di quest'area per creare e dare la possibilità alle imprese artigianali locali di poter avere un nuovo insediamento. Abbiamo poi messo in campo 4 milioni di euro, 3 milioni della Regione e 1 milione del Comune di Tarvisio per sistemare e mettere in sicurezza i capannoni dell'ex acciaieria Weissenfels, dove abbiamo la società Chito che realizza e fa impresa a Fusina e Varromana e con questo intervento vogliamo dare continuità per una decina d'anni alla possibilità di poter fare in modo che la società non delocalizzi, ma che continui a realizzare e fare in modo che le maestranze rimangano nel nostro territorio. Senti, rimetterete mano anche al piano regolatore? Ma su quello che riguarda l'aspetto urbanistico punteremo soprattutto a fare in modo di riconvertire le aree dismesse di proprietà sia del demanio dello Stato che anche del demanio militare, perché sono aree che in questo momento sono in forte degrado. Abbiamo dei progetti anche di iniziative private che intendono investire proprio per riqualificare queste aree. Chiaramente dovremo anche incidere sulle proprietà private che in questo momento esistono purtroppo delle situazioni di fatiscenza sulle quali vogliamo lavorare per migliorare quello che è l'arredo urbano della nostra città. Ecco, senti, Tarvisio, specialmente d'estate, è sede di eventi particolari, no?
avete qualche evento in modo, la gente comunque, il turismo locale ma anche internazionale passa per Tarvisio perché è molto attrattivo anche come zona turistica, ma c'è qualche evento particolare che potrebbe essere seguito fra poco? Ma noi dopo il Covid quest'anno riproponiamo quello che è il grande evento estivo che riproponevamo prima dell'emergenza sanitaria, quindi l'Alpenfest, una manifestazione che vuole far conoscere le tradizioni della multicultura e anche dell'area senza confini, delle tradizioni italiano, tedesco e sloveno. In che periodo? Siamo nel periodo di Ferragosto, dal 12 al 15 di agosto. Sì, quindi insomma anche il commercio rifiaterà in questo periodo. Ma l'emergenza sanitaria ha messo in ginocchio quelle che sono le centinaia di attività commerciali che insistono sul nostro territorio. Purtroppo la limitazione degli scambi transfrontalieri, degli scambi commerciali, ha creato problemi importanti sui nostri operatori. Stiamo mettendo in campo questa proposta del distretto del commercio che abbiamo sviluppato grazie alla legge regionale sviluppo impresa. Stiamo costruendo questo progetto di rigenerazione urbana sulla quale vogliamo investire con i contributi regionali per le attività di promozione di marketing, di animazione urbana e di sostegno alle attività commerciali. Le attività commerciali, come dicevo, sono in grande difficoltà, però noi stiamo mettendo in campo politiche importanti per sostenere e rilanciare l'intero comparto. C'è una certa concorrenza da parte della vicina Austria, ne risentono o no? Per quanto riguarda i prezzi? Noi in questo momento ancora i clienti, gli ospiti sia austriaci che sloveni non sono ancora ritornati come nel periodo pre-Covid. È compito nostro adesso mettere in campo delle azioni per riproporre e far riscoprire quello che è il nostro Made in Italy, riscoprire il nostro PIL del nostro centro commerciale naturale, e quindi faremo in modo di costruire un progetto proprio per riportare la clientela nel nostro territorio. Sì, di far ritornare Tarvisio come un centro emporiale, no? Perché mi ricordo in passato c'era il centro, anche il mercato era fiorente e attirava d'oltre confine molti visitatori e cittadini anche giornalmente, no? Certamente il mercato è sempre stato un punto di riferimento per l'intero centro commerciale naturale all'aperto, però ormai noi vogliamo costruire proprio una rete di collaborazione fra tutti gli operatori commerciali per proporre proprio dei progetti di animazione per fare in modo che i nostri clienti possano ritornare a fare la spesa, a fare gli acquisti nella nostra città, che di fatto è sempre stata una città a vocazione commerciale, anche se adesso chiaramente puntiamo sullo sviluppo turistico. Turismo e commercio ormai è una simbiosi che va assieme, quindi dobbiamo sviluppare queste nostre peculiarità, perché abbiamo una foresta millenaria stupenda, un ambiente, un territorio naturalistico di importanza internazionale, e sulle quali vogliamo investire per creare le condizioni perché i nostri turisti possano venire a Tarvisio in un contesto anche di miglioramento dei servizi che in questo momento su quelli stiamo lavorando. Bene, allora grazie al sindaco di Tarvisio che ci ha delineato il prossimo quinquennio, che sarà basato soprattutto sul rilancio della cittadina, la difesa dell'ambiente e soprattutto sul rilancio potente del commercio, che è sempre stato un fulcro per questa cittadina. Grazie ancora al sindaco, naturalmente congratulazioni per la riconferma e tanti auguri, buon lavoro a tutti i cittadini di Tarvisio e la sua amministrazione. Bene. Grazie, volevo solo anche sottolineare, se era possibile, Enzo, che oltre chiaramente all'Alpenfest, prossimamente ci saranno due grandi eventi in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, il No Border Music Festival che si terrà ai Laghi di Fusine nel periodo di fine luglio, e la Improsit, una versione estiva che verrà realizzata nei ristoranti della nostra città.
Benissimo, allora un appello a tutti i nostri telespettatori a visitare proprio Tarvisio sotto questa luce di questi eventi, insomma, che il Sindaco ci ha detto adesso. Bene, allora grazie ancora al Sindaco, grazie a voi e alla prossima. Questa trasmissione è stata offerta da Ristorante al Vecchio Skilift.